Dopo il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro Salvini, arrivati ieri nella giornata inaugurale del Vinitaly, oggi è stata la volta dell'altro Vice Premier Luigi Di Maio che brinda con una delle bottiglie che saranno messe in vendita in occasione della Giornata degli Alpini per la montagna veneta. Il Cincin insieme al governatore Zaia e al sindaco di Verona Sboarina. Pace fatta dunque tra il primo cittadino e il leader pentastellato, dopo lo scontro a distanza tra i due nei giorni del congresso della famiglia. Il presidente del Veneto consegna poi a Di Maio la bandiera del Veneto, l'occasione per ricordare l'impegno del governo sul fronte autonomia. L'Ucraina per noi ha molti significati, no? Siamo quelli dell'autonomia, prego. Per me è un onore ricevere questa bandiera in regalo, è il simbolo dell'identità di una terra che ha votato al referendum, ha tutto il diritto che venga rispettato l'esito di quel referendum, Presidente. Il Vice Premier ha confermato l'autonomia e il programma di governo, per cui si deve andare avanti, poi potremo discutere delle modalità, però davanti a 2.328.000 veneti che hanno votato sì, bisogna andare avanti. Ieri era stata la volta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte garantire l'impegno dell'esecutivo per concludere l'iter dell'autonomia. Questo governo ha una sola parola, l'autonomia si farà. Di Maio, sempre in tema di autonomia, ha aggiunto: noi saremo garanti in questo processo della coesione nazionale che credo vogliano anche i Veneti, i Lombardi e tutte le altre regioni che la stanno chiedendo, parole alle quali ha subito dopo replicato il governatore del Veneto. Voglio ricordare che la coesione è talmente garantita che noi facciamo un progetto che è previsto dalla Costituzione. Per cui è come dire rispetto al codice della strada e poi dice uno, però guarda che noi siamo garanti del codice della strada, ma se sto rispettando il codice della strada, garanti di che? Io dico andiamo avanti che non c'è più tempo da perdere. Autonomia dunque in primo piano in questa seconda giornata di Vinitaly, ma al centro anche i temi caldi che stanno impegnando l'esecutivo in questi giorni a partire da quelli economici. Ieri il ministro Salvini aveva detto nel DEF che la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita. Il vice premier Di Maio oggi ha spiegato: sarò io il garante che la flat tax si deve fare e che entrerà nel DEF. Per quanto mi riguarda, ha aggiunto, l'unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi. Altro fronte quello di quota 100, è un provvedimento fatto dal mio ministero, ha detto Di Maio, e va avanti anche perché sta andando molto forte. Far girare la voce che si possa bloccare in anticipo rischia di fermare le richieste. Abbiamo fatto bene a farla, conclude Di Maio, perché c'è tanta gente che è stata bloccata dalla legge Fornero e adesso può andare in pensione liberando un posto di lavoro per i giovani.